Ricostruire è la parola d'ordine dopo la crisi causata dall'emergenza Covid, che ha portato alla luce le fragilità di alcuni settori, ma anche la capacità di altri a reagire all'onda d'urto provocata dalla pandemia. Noi penso che siamo stati veramente resilienti come sistema manifatturiero di Padova e Treviso, siamo stati resilienti e siamo riusciti anche a non rimanere ancorati su come sapevamo fare business fino all'inizio della pandemia, ma siamo riusciti anche a cambiare. Ora bisogna guardare al futuro, spiega Destro, per affrontare le sfide che non sono solo quelle di Assindustria, ma di tutti gli imprenditori. Cavalcare l'onda futura con le competenze future. Voi avete parlato di ambiente e sostenibilità e sarà sicuramente un'onda che andrà cavalcata. Avete parlato di digitalizzazione, di innovazione che ci dovrà vedere sempre più avanti rispetto ai nostri competitor. Sfide future che gli imprenditori, evidenza numero uno di Assindustria Veneto Centro, dovranno affrontare non solo tra loro, ma anche insieme a tutti gli altri che li circondano. Ci dovrà essere anche una transizione normativa, burocratica, che dovrà cambiare. La nostra macchina della pubblica amministrazione dovrà essere una macchina molto più veloce, molto più pragmatica. Le nostre aziende dovranno, come dicevo prima, essere sempre più internazionali, ma per essere sempre più internazionali avranno bisogno anche delle infrastrutture adeguate per raggiungere i diversi mercati nel mondo.